Questo è Last Man Standing in Villa Elitz. L'ultimo che esce dal campo di calcio vince 500 euro. Abbiamo 8 partecipanti, ad ogni round verrà eliminata una persona, finché non rimarrà un solo concorrente che porterà a casa l'intero montepremi. Signori, allora ci siamo, montepremi molto alto. Salve a tutti. Abbiamo una distanza da percorrere di ben 26 metri e 50. Come vedete lì, no, l'ho contato con l'iPhone. Come vedete lì c'è una bandierina. Dovete avere i piedi esattamente dietro questa linea, tutti quanti dietro, non sopra, dietro. Ovviamente l'ultimo a varcare l'arrivo dirà definitivamente addio al montepremi. Al mio 3 si parte. 1, 2, 3. Via, vediamo signori, l'ultimo. Vabbè. Probabilmente l'ultimo è il numero 8, El Tati, che dirà addio ai 500 euro. Andiamo dentro col prossimo round. El Tati eliminato. Secondo round entrerà in gioco un altro personaggio, ossia il portiere. Non applausi. ci credo. Applausi per il Oddio, portiere. Andrea del campo! Andrea del campo. Mi a un certo punto però, perché? Esattamente, perché sarà un vostro avversario, così come lo è il treno in questo momento per me. La seconda sfida sarà una no look challenge. Quindi io lancerò il pallone alle vostre spalle, voi non saprete da che direzione arriverà il pallone, la conoscete bene la challenge, dovete calciare, l'ultimo che sbaglia è fuori. E voi mi chiederete, l'ordine cosa lo definirà? L'iniziale del vostro nome. Quindi si va in ordine alfabetico. Nome o cognome? Nome. Andrea è il primo. Antonio è il secondo. Domenico il terzo. No. Cristian prima di Di Domenico. Esatto. Poi? Enzo. Vincenzo è l'ultimo. Vincenzo. Chi è Vincenzo? Quindi questo è l'ordine, non lo dimenticate ed è molto importante. Allora, questo è il primo concorrente, signori. Abbiamo Ermocio che si sta già allenando, da come state vedendo. Diciamo palleggi non proprio idonei. Vai Andrea! Non puoi sbagliarla! Paratona di Andrea, avanti il secondo, Antonio. Ovviamente ragazzi la difficoltà della challenge è aumentata dalla pioggia incessante che sta venendo giù. Vai, la no look per Anto. 3, 2, 1. Vai Anto, qualificati. Non la puoi sbagliare neppure tu. E Antonio è il primo qualificato e bacia a terra. Vai il terzo. Ecco, vai, è il turno di Cristian Massimino. Ecco la palla. Il tiro, bellissimo! Golasso! Comunque i concorrenti vedo che stanno applaudendo, ma perché applaudono? Cioè non dovrebbero tifare per chi segna, vabbè, non hanno capito. Oh, stavolta è alta. Che gol! Golasso del Rottweiler! Tanti qualificati, vediamo il presidente che prima si è salvato. Vediamo cosa ci farà vedere il presidente. No, se la giocherà con Ermocio tra poco. Vediamo Mirko F, anzi l'uomo Fanta è già pronto. Non può sbagliarla. Un po' defilata qui la palla. Troppo in bocca al portiere. 3, 2, 1. Anche per lui palla alta. Vediamo Sciale. Fuori. Andrea, torna tu. Ermocio. Quasi accomodata per Ermocio. Telefonata. Ecco il secondo che non si è qualificato prima. Pronto, preso. Andiamo il presidente. Bella palla qui. Presso. No, Andrea on fire. Gliela dà a sinistra stavolta. Vediamo Mirko. Bello! Però vedo che nessuno esulta più perché hanno capito che qui sono pochi i posti che restano. Vediamo Sciale Boom, il critico d'arte, si sistema il ciuffo. Vai. Ecco il pallone. Che bello! Spiazzato Andrea. Quindi adesso restano Ermocio e il presidente. Praticamente se Andrea adesso segna, la matematica non ci inganna, il presidente è fuori. Attenzione ad Andrea. Vai. Bella questa volta la palla. Ermocio vede Andrea e lo spiazza. Andrea Ermocio si qualifica al terzo round, mentre il presidente ci dice addio. Molto bravi, vi ringrazio perché state affrontando come me la pioggia. Sta sotto ombrello. Terzo round, crossbar challenge. L'ultimo a colpirla verrà eliminato e stavolta l'ordine lo decreterà il maestro. Da Mirko a Domenico. Il primo ad andare è proprio Uomo Fan.
Fanta che dice di sì con la testa, vediamo. Ecco Uomo Fanta. Il primo qualificato al quarto round è proprio lui, l'Uomo Fanta. E ringrazia il cielo. Ora però c'è il critico d'arte. Ecco Shalebu. Tra gli applausi di Mirko e forse di qualcun altro si qualifica anche lui. Ermocio! Traversa clamorosa d'Ermocio, 3 qualificati, i posti diminuiscono signori. Quindi restano gli ultimi 2 posti, vediamo se Cristian ne occuperà uno. Bel tiro, peccato anche per lui, palla fuori, posiziona il pallone e poi va col suo mancino. Bello in questo momento, scivola. Quanto era quotato? Asmen scivola. Vediamo Massimino. Vai, Troppo potente. Vediamo Antò. No, perché perdi. Ah, bei tiri però, bei tiri. Complimenti ragazzi. Ancora Mugnano! Bravo. Che non guarda neppure e si qualifica al turno successivo. Quindi adesso se lo giocheranno padre e figlio. Vediamo il figlio. Fuori. Antò se la sistema. Si qualifica e dice ciao a suo figlio che lo spinge via. La prossima challenge è molto più veloce. Calci di rigore, signori. L'ultimo a segnarlo esce e adesso l'ordine lo decreterà il tocco. A me Antonio 1 e 3. Sono noi 3, 4, 6, 8. 1, 2, 3, 4, 5. Primo, secondo, terzo, quarto e quinto. Ok, ragazzi, io credo che dovete lasciare un mi piace solo per questo. E allora può partire il critico d'arte che ha una buonissima chance subito di qualificarsi. Vediamo, parte il critico. Scivola il portiere, si qualifica il critico ed esulta. Ecco Ermocio, tutto bagnato, vediamo cosa fa. Gol, Non ci credo signori. Ecco Mugnano. Il Rottweiler scivolando fa gol e si qualifica. C'è Uomo Fanta con il mio numero dietro. Vediamo se gli porterà fortuna. Parte Uomo Fanta. Paratona di Andrea. Ed esulta il fratello, giustamente. Il mancino più temuto di YouTube Italia. Prende una bella rincorsa, poi parte Antò che sbaglia. Buono. Troppo centrale signori. Sospiro di sollievo. Non ci credo. Paratona all'incrocio di Andrea Del Campo. Mentre spiove un minimo, si appresta Mirko F a battere il rigore. L'aveva presa, però si qualifica. E quindi Antonio Fusco ha l'occasione della sua vita. Se lo fa, si qualifica. Dai Andrea. No, Anto. Ma vediamo Ermocio che bacia il pallone. Vuole a tutti i costi passare il turno. Sa quanto è importante perché ne restano veramente in pochi. E vediamo se lui sarà uno di questi. Ermocio si qualifica e Antò eliminato. Signori, complimenti, siete rimasti in 4 o siete forse tutti rimasti. Critico d'arte, Mugnano, Uomo Fanta, Ermocio. Purtroppo la pioggia ha distrutto tutto quello che c'è in petto. Signori, ora vi misurerete nel mio cavallo di battaglia. Tiri al volo e l'ordine lo decidete voi. Ovviamente ragazzi il format è sempre lo stesso. L'ultimo a sbagliare il tiro al volo è fuori, quindi verrà eliminato e quindi non potrà vincere il montepremi da 500 euro. E allora signori, il primo a calciare al volo è Mugnano. Se l'è sentita per primo, vediamo con cosa ci delizierà. No signori, clamoroso. Cioè solo il gesto tecnico, te lo giuro, sarebbe valso il passaggio. Ma purtroppo la challenge è fare gol. Bella palla questa. Però bella coordinazione anche qui d'Ermocio. È bello questo, dai, divertente. Altra palla. Bellissimo il tiro di Uomo Fanta, che si esibisce in un urlo leonesco. Si qualifica, è il primo a qualificarsi al prossimo round. Vediamo il critico. Gliela alzerà proprio il fratello. Bella palla qui. La svirgola. Ecco ancora palla per Domenico. Palla per Ermocio. Il critico d'arte fuori. Che fai ora? Buona che fai. Vediamo, cambia l'alzatore improvvisamente. Uomo Fanta ad alzarla per Domenico. Che
che si qualifica al prossimo turno con un gol spettacolare. Siete rimasti in 3, Ermocio, Mugnano e Uomo Fanta. Andrea non c'è, è una challenge che avete sicuramente visto da TikTok. L'ultimo che riesce a segnare da calcio d'angolo è fuori. E attenzione, perché qui l'ordine lo decreterà la vostra età, dal più piccolo al più grande. Allora, il primo a calciare è appunto Mugnano. Vai. No. La palla non gira, signori, e va direttamente fuori. Vediamo se Mirko aveva ragione. La posiziona Ermocio. Parte Ermocio. Fuori. Vediamo Uomo Fantapalo. Signori, non a caso l'ho messa come penultima sfida, perché come state vedendo il grado di difficoltà è abbastanza alto. Parte e prende il palo diretto. Vediamo se gira. Dai, questa era buona. Non ci credo, non ci credo. È veramente molto buona questo qua. Vediamo Uomo Fan. No, non può mai entrare. No, entra, deve entrare, è difficile, si fa, oh. Non lo fa. Fuori. Fatica a sbloccarsi questo round, il penultimo, lo ricordo. Palla direttamente dall'altra parte del campo. E ci sta. Mirko F. Uomo Fanta. Palo. Didona vuole a tutti i costi la finale. Ermocio no. Ancora fuori. Allora signori, abbiamo provato a spostare un po' la porta, perché come vedete alle spalle dei nostri partecipanti c'è un albero che dà fastidio. Vediamo se da qui le cose cambiano. Domenico, dai. Ecco Ermocio, la prospettiva diversa. Ermocio! Te l'ho detto, Anto! Era quello più vicino all'obiettivo. Complimenti Ermocio, sei in finale. Vediamo chi lo raggiungerà, se il fratello oppure il mastino. Andrea, chi preferiresti in finale? Non mi interessa. Non ne fai ora di nessuno? Perfetto! E allora il finale per i 500 euro ci va il mastino di Mugnano. Eccoci qui signori con i due finalisti, Ermocio e Mugnano. Di fronte a noi abbiamo una porta con due bersagli da colpire. Entrambi i bersagli devono essere gonfiati dal pallone che calciate in maniera alternata. Il primo che segnerà in entrambi i bersagli, che sono all'incrocio della porta, si porterà a casa il montepremi di 500 euro. Scusa, non c'è più di mi sparto. 650 per me va bene. Per me A va scendere? bene. Per me va bene, no. Ci spartiamo? Chi vince? Mano da uomo, Chi vince? Vabbè. Però per la gloria. Il primo a calciare, se la sentiva, è Ermocio. Andiamo. Vicino, Bel tiro. Il mugnanese fa gol nell'altra porta. Ovviamente non vale. Ermocio che punta ancora lì. Ecco. Lo colpisce, ma questo non basta. Diciamo che Andrea ha piso pallone. Guardate lì dove è andato a finire. Arrivano i rincorsi. Antonio che sale sulla traversa. No, Antonio. Ma potete anche non andare per forza di potenza, secondo me. Ma perché non è il meglio? Sì, bravo, da me. Sta. Ecco Ermocio! Che comincia ad intravedere in fondo al tunnel i soldi. È la prima volta che puntavo là. Bello. Bellissimo Domenico! Che praticamente anche lui intravede il bottino, ma bisogna segnare alla parte opposta di Andrea. Allora Andrea Però guarda dove l'hai messa. ha incastrato il pallone tra la rete e il palo di dietro. Nulla togliere a Didona che parte adesso! Dice non ti vedo! Andrea Ermocio in ginocchio tra gli applausi di tutti. No, ha vinto lui, è stato... Bravi, raga, bravo lui. Allora, fine! Complimenti a Domenico Mugnano Didona. Già sappiamo dove andare, Ci sto, Tra gli applausi di tutti. Lollo! Applausi. Ma che sono alleati? Non successo niente. Ringrazio tutti i partecipanti che si sono prestati, nonostante il maltempo, al video e a partecipare a questo grandissimo video. Detto questo, signori, lasciate un bel mi piace, un commento, iscrivetevi al mio canale, a tutti quelli che trovate in collaborazione e noi ovviamente ci vediamo in un prossimo video qui dalla villa. E you. Ciao!